Siamo qui a presentare appunto il rapporto sulla legislazione e sulle attività consigliari riferito all'anno 2015, che è giunto alla 12ª edizione. Per il 2016 ci siamo dati un buon proposito, cercheremo di essere più veloci nella redazione del rapporto nuovo e quindi di riuscire a portarlo in aula entro quest'anno, così in modo da non essere troppo lontani rispetto all'anno di cui si parla. Questo documento rappresenta uno strumento utile di comunicazione e diffusione di quella che è l'attività legislativa e regolamentare e dell'attività di controllo che il Consiglio regionale svolge. Ringrazio innanzitutto sia gli uffici del Consiglio e i colleghi del Comitato per l'impegno e il lavoro che è stato svolto anche quest'anno sulla trattazione del rapporto e sulla stesura, e spero che sia apprezzato e possa contribuire al miglioramento del lavoro appunto di questa Assemblea legislativa. È un atto utile che aiuta il legislatore, i tecnici e anche i cittadini a conoscere in maniera dettagliata l'attività che la Regione e il Consiglio svolge e soprattutto riesce ad aiutarci a capire se e come rispondiamo ai bisogni dei nostri cittadini. In questo documento viene dato conto di molti dati, sia attraverso tabelle ma anche attraverso sezioni ben precise, sulla produzione legislativa, quante e quali leggi sono state proposte, discusse, approvate, i tempi, i regolamenti della Giunta regionale, e c'è una sezione in cui viene evidenziato il rapporto tra il legislativo e l'esecutivo in termini di atti di sindacato ispettivo, quindi mozioni e ordini del giorno, e da quest'anno da quest'anno, dal 2015, abbiamo voluto che ci fosse l'evidenza anche per gruppo consigliare. Per quanto attiene la parte inerente al contenzioso Stato-Regioni davanti alla Corte Costituzionale, la Consulta è stata chiamata in questi anni ovviamente a segnare i confini di quelle che sono le competenze fra lo Stato e la Regione. Per quanto riguarda la nostra Regione, per l'anno 2015 su 35 leggi 2 sono state impugnate e trattavano la stessa materia, ovvero la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, ma nell'attuale legislatura, diciamo nel 2013-2014, non c'era stata nessuna impugnativa di nessuna legge emanata. Comunque la percentuale di leggi impugnate negli anni, diciamo, da parte del governo delle nostre leggi è inferiore rispetto alla percentuale che è a livello nazionale, che è dell'8%, mentre per quanto ci riguarda è del 6%. In questo documento c'è una sezione precisa che si rivolge a quello che è il compito del Consiglio regionale nella partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea, e questo è uno strumento che hanno a disposizione le regioni per partecipare a quelle che sono le politiche che porta avanti la Comunità Europea, e quindi è uno strumento molto utile per portare le voci direttamente dai territori. E per quanto riguarda la nostra Regione, il Consiglio regionale nel corso del 2015, attraverso appunto la 5ª Commissione, ha approvato 3 risoluzioni su atti riguardanti appunto l'Unione Europea. Uno era l'agenda europea sull'immigrazione, l'altro il programma di lavoro della Commissione Europea per il 2015 e una proposta di regolamento riguardante gli OGM, sì, una comunicazione alla Commissione Europea. Nell'ambito della sessione europea il Consiglio ha approvato gli indirizzi relativi alla partecipazione della Regione alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea. Il Consiglio stesso ha esaminato la relazione 2015 sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dall'Unione Europea, predisposta dalla Giunta, e nel 2015 non è stata predisposta la legge europea regionale, in quanto
non c'è stata la necessità di intervenire a livello legislativo per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle politiche europee. Una sezione importante e anche dedicata ovviamente al lavoro che viene svolto dal comitato stesso, e questa particolare funzione appunto viene ovviamente esercitata dal Consiglio regionale attraverso il comitato, che è un organo che è stato fortemente voluto dall'Assemblea e che ha rappresentato in maniera concreta la propria determinazione a seguire un percorso volto a migliorare sempre di più la qualità dell'attività legislativa. Compito del Comitato, come tutti sappiamo, insomma, è quello di verificare se le norme e quello che le leggi, insomma, inseriscono all'interno della nostra regione rispetti il mandato per cui sono state scritte, quindi valutare quali sono gli effetti che hanno prodotto poi non solo sulla carta ma anche a livello pratico, mettendole in atto, e quindi anche di evidenziare le criticità che possono emergere dall'applicazione delle norme stesse. Il ruolo del Comitato è appunto quello di valutare gli effetti delle nostre azioni. Anche quest'anno trascorso lo abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto anche in maniera molto più puntuale e anche con più incontri e più convocazioni del Comitato stesso per trattare argomenti disparati, dalla relazione della Corte dei Conti alle clausole valutative, alle missioni valutative, ma queste ovviamente riguarderà il rapporto sull'anno 2016. È importante che si continui su questa strada, e quindi è importante continuare a inserire all'interno delle norme che escono da questa Assemblea legislativa degli articoli che contengano appunto le clausole valutative, in maniera da poter poi valutare gli effetti che quella politica ha prodotto in termini veramente reali nella comunità, e anche l'impatto che ha sui cittadini di questa regione. Credo che le politiche pubbliche siano importanti, ma appunto bisogna avere sempre più il coraggio di valutare poi quello che è l'effettiva riuscita degli obiettivi che ci si pone come legislatore o come governo, e spero che si continui a lavorare tutti assieme e che possa essere di stimolo la lettura di questo rapporto, e vi invito appunto a leggerlo e scoprirete delle cose molto interessanti. Grazie.